Io sono Gabriele Zanello e lavoro qui all'Università dal Friul, in particolare dal corso di laurea di Scienze della Formazione Primarie, lì che mi occupi in modo particolare dal curriculum di lingue furlane, che è un curriculum specifico che lì che viene preparato in particolare, ma senza nessuna preclusione, i futuri insegnanti, maestri e semestres che lavoreranno alla scuola dall'infanzia e alle scuole primarie e che si occuperanno in particolare di lingue e di culture furlane. Questi studenti hanno bisogno di una preparazione specifica che sia in linea con le esigenze della situazione del DDVE. Allora, quando noi assigliamo davanti a il materiale qui, il rischio è di considerarlo come sì, al di specifica, al possibile prato alla scuolute, alle scuole primarie, però c'è un rendersi conto che è anche un'evoluzione storica in tutto questo, perché anche banalmente dal punto di vista della grafia, chi è chiatais robe più antiche che magari è scritte con la vecchia grafia della filologica, a chiatais robe scritte in una grafie assolutamente naif e spontanee dai maestri che lavoravano senza nessun riferimento. Dopo però a un certo punto è partita la questione grafia ufficiale. Anche se di fa scienza della formazione, è stato anche un po' il desiderio di collegare le mie passioni, che erano appunto dall'insegnamento e dalle musiche, e spero di là in avanti anche con questo progetto, e ovviamente mettendo anche il furlan, quindi col curriculum friulano. Io insegno letterature furlane, lingue linguistiche furlane, in passato ho insegnato anche didattiche dalla lingue furlane e plurilinguismo, educazione plurilinguale. E in questo momento qui invece assinta la biblioteca dal CIRF, che è il centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura dal Friul. La fotografia linguistica è una ricerca che abbiamo portato in avanti ogni anno di un gruppo di insegnanti che lavorano alla scuola superiore dalla massima della provincia di Udin. Qual è l'obiettivo della fotografia linguistica? Da prima di tutto un impresto in mano da insegnanti dalla classe perché poi rendersi conto della ricchezza linguistica che è dentro le loro classi. Perché in DDVE non possiamo mettersi a insegnare alla scuola superiore nessuna materia senza sapere prima qual è il repertorio linguistico dai frutti che vengono davanti. Io ho cominciato a pensare di insegnare a scuole, verso la fine degli anni superiori, ho toccato a pensare che mi sarebbe piaciuto portare il mio contributo per una società migliore, una società più bella per formare i cittadini di domani. Che scandai che si fa dalle prime superiori a salte fuori un panorama di una ricchezza straordinaria dal punto di vista linguistico. In Friul, in grazie dall'immigrazione, centenari di lingue. Chiaramente le lingue più presenti sono l'italiano e il furlan. Il furlan aveva detto che tale famiglie hanno chiamato avonde presenti. La media è superiore fra il 45-50% delle famiglie. Siccome io sono nasciuta e continuo a vivere in un contesto furlan, perché la furlan ogni giorno per me è importante anche portarlo a scuola, e visto che ne parla di me e quindi anche arrivare a insegnarlo. Avevo detto che il furlan è anche avonde favelato anche dai giovani, urplas leilu, lo lein volentieri e anche lo ascoltin volentieri, lo doprin anche dalle botteghe, con i loro familiari, anche se non sono neanche paragonabili i numeri del furlan con i numeri dell'inglese, per esempio.
Per il percorso di studi che sto facendo sono sempre dite insegnato che prima si comincia a migliorare e avvio come anche per altre lingue, ad esempio l'inglese, è sempre più difficile impararlo dopo piuttosto che saperlo subito. Ad esempio hai qualche frutta a scuola che andai, che fai a casa l'inglese, normalmente mi vengono un po' di invidie. Sono delle dinamiche anche sociolinguistiche interessanti che saltano fuori, per esempio il fatto che le maris attendono a favelà per furlan quei frutti mancul dai paris, e dopo un altro aspetto che salta fuori è quello di una sorta di deleghe che le famiglie danno alla scuola dall'insegnamento del furlan, ma la scuola può consolidare un apprendimento che ha di partire dalla famiglia e dunque chiaramente è un lavoro importante che i genitori o anche i nonnos che passano un grande tempo con i frutti a faveli per furlan e i frutti io metto dentro in un ambiente che al faveli per furlan. Io ho creduto che sia importantissimo cominciare già di piccoli a favelare le lingue locali per non perdere la tradizione, per non perdere anche la cultura dal nostro territorio. Ogni frutto, insomma, di un'altra qualsiasi altre minoranze linguistiche è importante che si cominci fin di subito proprio per conoscere e per continuare a diffondere insomma queste lingue che sono una vore bielis anche di studiare. Ecco. Quando io capisco anche i libri, un primo volo che a scuola dà è proprio quello dalla scelta di lingue di una banda, quindi capire il materiale in furlan standard, il materiale di una varietà locale. La tradizione orale possiede intanto a diversi contesti di vita e dunque chiappe anche tante forme differenti, ma un degli aspetti particolari è il fatto che peade un lavoro stretto dai contesti dove si vive e dal passato si viveva. Allora, se noi pensiamo fondamentalmente a due grandi generi che possono essere quelli della contes per furlan e dunque tutto l'aspetto narrativo, di liendes, di flabes, claminles così, o se pensiamo anche a che dimensione orale differente, un tic differente perché è peade alla musica, che dal chiant, tutte queste contes, queste espressioni sono peades e alla vita della comunità, dunque all'anno, con la sua stagione, con i momenti di festa, momenti celebrativi e via avanti. Gli drenti che come le pronte tutto. Se noi chialin il primo aspetto, che è il narrativo, che è il di flabes, che è il di contes, di liendes, quindi rifletti prima di tutto sui contesti familiari, dove la int si contava le storie. E anche i miei mi contano che, stando che una volta l'ambiente più chiaro della chiesa, dalla seres d'un viar, era la stale, si chiamava dalla stale, che era l'ambiente dove si contavano le storie, dove si faceva anche un tic pore ai frutti, perché la finalità della storia di spesso è la finalità, è una finalità, diciamo così, educative ante litteram, una finalità che ha soprattutto il compito di mettere in guardia i frutti rispetto a che poi in sé i pericoli. Ho visto di sapere che per Furlan l'arcobaleno si chiama Arc di San Marc. Allora, una volta i colori erano stati a spas sull'Arc di San Marc per dis e dis e dis. Io per tanti anni sono stata una che ha ascoltato di frutte, mi pare che contavo, ho ascoltato di frutte quando si sentava in fur di estate sul Midal e li vecchi e contavano le loro storie, che era diventata una leggenda, perché erano scampati tutti quando era arrivato l'esercito dopo le disfatte di Ciauret.
erano scampati le femmine. Se per esempio Agnebete e contava che aveva il frutto di pusdis, strenti in un cucin, e l'aveva camminando, e dopo un militare le passava zigant, sposa e vostro figlio, sposa, zigant alle femmine, e gli si teneva strenti il cucin, e dopo è cialato, e si è una quarta che il frutto era so, che gli era sbrisato, e per fortuna qualcuno lo aveva chattato. Questi conti erano diventati, no, avevano perduto le tragicità dall'evento, erano diventati come fiabis e non frusso ascoltavano, e io mi ricordavo proprio di aver sentito altri a contare, dopo la mia pari che contava, e dopo quando sono stata grande ho chattato altri che contavano e ho ascoltato, e allora il rosso, e allora il naranzin, allora il zal, allora il violetta, allora il ciclamin, allora il bluet e il blanc che duci conten. E non avevo finito un momento di torzionare. Tanto erano tanti che strax, ma tanti che strax che non potevo più. E c'all'ingiù sulle tiare e viodi bieli telis claris che le femminis avevano distirate i pras dopo di velis lavadis. Allora io potevo polsare e disegni i colori. Io mi metto qui al dis il rosso e io vengo con te al dis il verde. Anche io al dis il blanco. E io mi metto qui al dis il verde. E io mi metto con te al dis il colore di rose. Anche io al dis il blanco. Che allora vi metti di tutti i bandis. Parains mi ha quasi bastato e dopo mi sono accorta che era arrivato per me il momento, ma mi sono accorta che già contavi, perché non mi accorgevi che quando ho ciacaravi stavi in duce attenti e nessuno mi aveva detto che gli piaceva di ascoltare. E che volte lì io andai dite, alle ben tira su le storie di una volta, ma cui conterà le storie di com'ò? Al passo un uomo che allava a spas di che bandis, al vioti color e al dis, io non ho mai veduto una roba così, al tira su una tele per 200 così, le leie in tal suo baston, così e così, s'al met sulle spalle e al va a tor per strade così. Al passe un altro uomo che l'aveva in dir di che bandis o al dis, mai veduto una roba così biele, al tira su un'altra tele per 200 io lei in tal suo baston, s'al met sulle spalle e va a spas come che l'altri. E due cions che passavano per che strade e hanno ciappato tutti i telis, che erano tan bielis che nessuno aveva veduto di compagni, e duci e sono là a spas per strade. E di che di, ogni mattina, e lavano in giro con i loro bastoni e con i loro telis per tutto il paese a tor e li esclamavano bandieris. Io che volta ho cominciato proprio a contare storie, non a scriverlis, a contarlis. E ho cominciato a contarlis proprio ai frutti più piccoli, perché mi pareva che lì fosse il momento, là che si era più donge all'immaginazione e si era più pronti a imparare e a stratinire le parole. Quando si è piccoli, non si hanno tanti parole, e allora ogni parola ha una meraviglia. Ma una di, una dice, le me è più belle. No, dice che l'altro, più belle è le me. No, e dice che altri, le
né e tachin a battisi quintri bastons con tutte le bandiere staccati, cric, croc, e dai paesi, das chasis, e venivin fur, duci zovins plui fuars, anche dei paesi donde parsiri di separai barufans, mandangia pa distantis, ma tantis che miesis e saressin statis masse. Anzi, ma sono non, i zovins ormai erano induci di stirare a spartiare e che gli altri si contavano, patis, crostis, slocis, santissimadis ore di sere, non era un che stesse in pies di besol, cui arclopave, cui aveva perduto i cidinci, cui aveva il naso rotto, cui aveva le gobe, papà che scaldava il ciapato, cui si teneva duro il ciaff per paura che colasse. E i zovins più fuori dal paese, erano ormai distirati e non si varesineva più su di tiare. E le bandieris? Oh, che erano tutti singurun, rotis, sbregadis, striscinadis coi colori in confusione, che non avevano neanche più flat di dire Siccome che io avevo attaccato a contare ai miei nipoti che erano piccoli ed avevo dividito anche i maestri, se ero state contattate e così mi chiamavano in scuole a contare le storie che poteva essere in tal periodo dei Moarzo, in tal periodo del Natale, a contare i conti. E per i frutti sono venuti in queste case, o facevano l'arbore di Natale, i frutti si sentavano tutti sul tappeto e ascoltavano le loro storie. Ma appena che ha fatto chiaro le mattine, di tutti i bandi e sono arrivati frutti e frutti, curint come neurus, coi bracci ciariati di rosis e con che hanno tapponato i zovins che non si varessin alzare mai più. E dopo hanno ciappato su un per un che i puars strassuti, ros, e sbregati, e sbrindinati, e gli hanno portato alle loro mamis. E le feminis hanno lavato le bandiere con le loro lacrime e hanno mendato con sante pazienza ogni buse e hanno resentato le bandiere in dei pix da rosis. E di quel momento i frutti e le fruttis e sono diventati i guardians da bandieris, che hanno di tenerli di conto, perché i frutti e le frutti se sanno che non si può fare mai nessuna bandiera, perché tutti i bandieri sono masse bielis e glieli insegneranno a tutti. È importante il rapporto che si stabilisce quando si conta tra le persone che dice e le persone che ascolta. Il contà è stata una tradizione grandiosa da nostra comunità, ma non come da nostra. Chatwin ha lasciato carattere proprio delle vie dei canti come di luoghi che restano tramandati dagli antenati alle persone perché mantengono vivo il rapporto con le tiare attraverso le lingue, attraverso parole che vengono cantate. E a me mi è paruto di sentire che il fa il furlan è lato in tutto il mondo. Non si può dire di là in un puesto ciacarà per furlan e non sentire un che ti risponde per furlan. Gioventù, gioventù come audi, gioventù, gioventù come audi, gioventù come audi, non si giade nessun luogo. Perché il che riguarda la musica, o i testi che dopo vengono impiantati, in così, la questione è anche un po' più differente, anche un po' più complicata, perché in questo caso
si ha di considerare tutti questi patrimoni in mood complessivo, indipendentemente dalla lingua, perché chi in Friuli non viene nome chian popolare per Furlan, ma viene anche chian popolare per italiani, diciamo così, o si può dare anche tosco-venit, formes che sono arrivate a chi che non sono autoctone, ma che sono entrate già di tanto tempo dentro dalla trasmissione dal chiant popolare. Asso ti dà un segnale te, asso ti dai cerobe, asso ti dà un segnale te, asso ti dà volin ve volin, proprio te chita volin ve volin ve il cur. Io sono Michela Franceschina e sono una musicista furlane, sai suonare il piano e mi piace tantissimo cantare. E ho siamo qui dalla mia stanza della musica, dove che studiai pianoforte, dove che canti, che venivano i miei amici e dove che anassi le mie canzoni. Di un'isole miesta mar, però non arriveranno a dimostrare perché al soplo e profondo perché volin ve volin. Insegni musiche ai frus, a mi piacciono tanti i frus, infatti ho chi ande une e a me è capitato di insegnare ai frus con le mie colleghe Carla Brovedani, i Vilottis Furlanis, che avevano ben per i frus. Dopo qualche anno ho conosciuto Arlef e ho collaborato con i frus dalla scuola Bertano di Aquileia per un progetto che si chiama Vosuti ste sacchette e su internet potete chattare le canzoni che ho scritto con Nicola Pravisano e Irma Marmai. E dopo un'altra maestra ho conosciuto che si chiama Danila Cossaro e con lei ho fatto un progetto per i frutti piccoli, dai 3 ai 5 anni, e sono stories e canzoni per i frutti. In fueis di oro, li nuvali si displumi, li nuvali si displumi, sorali con i viola da limont, ombri bonadi. I pensi che hai sempre cantato, perché di quando eri piccole, con mio pari ascoltavi sempre tante musiche, infatti qui dentro sono vinili, CD e anche cassettis, perché il fradi di mio pari era un appassionato di musiche. Quando avevi 20 anni eri in conservatorio e un dì è venuta una fantatte che non conoscevi e mi ha domandato ti piacerebbe cantare con me? Io le guardate e gli ho detto, boh, va bene, ma non sapevi qui che era. E di lì ho cominciato a lavorare insieme e ho fatto musiche e canzoni anche per Furlan. Si chiama Elisa Mettus e con Gianna Sacomano e Daniela Ursella ho fatto questo gruppo che si chiama Vididule Project. E lì ho capito che potevi scrivere musiche anche io. E poi avevi capito che il Furlan non era come una roba di tradizione, ma poteva essere una lingua moderna, e fatte con musiche più pop rock, come che ho fatto con questo gruppo qui. Dimmi perché non vi ho dare sbirdi te la via. Piele l'armonia dottor già de perezon che si spalanche.
Mostrimi le strade, spiegami ce fa, facile però tase che vosute che Drenti chi di me po, logico come tal giug da tria. E ciante l'armonia solenghe di nervos che mi spavente. Mostrimi le strade, spiegami ce fa, facile però tase che vosute che mi sigue di sciampa di corsi qualche io mi visi che one sole verità noie. Qualche anno dopo ho fatto il mio primo CD, che si chiama Burattini Erranti, con Nicola Pravisano, ho iscritto dai Tox in Furlan, e con il CUR, che è un dei Tox, ho vinto il premio della critica al Festival de Chanson Furlane dal 2017. E quindi è stato bello, insomma, una belle robe. I miei nonnos hanno sempre suonato, anche i miei zios e i nonni cantavano. Io vengo di una famiglia di migranti, mio nonno e la nonna hanno vissuto in Svizzera per 20 anni e là tutti suonavano perché fa musica e era una roba normale, e era una roba che teneva donde le int. Facevano sempre feste, cantavano sempre, ballavano. E quando ero piccola, i nonni mi hanno contato che mi cantavano canzoni di una volta, anche canzoni dai Alpins. E provavi a cantare, anche se eri piccola e non sapevi ciò che dicevi, ma mi piaceva cantare. Per dire la verità, io non ho mai fatto tanto Furlan, perché le marilenghe dai miei di papà e di mamma era il francese con l'italiano. E il Furlan l'hai sempre sentito dome cantare e l'hai sempre dome cantato. E è così che l'ho imparato un po'. È più facile insegnare i frus con le musiche, perché non sono abituata a parlare il Furlan a casa. Io ho veduto che con le musiche le parole entrano miei, ecco, sì. Non come la grammatica o le parole così, ma con le musiche è miei. Quindi cominciare a non pensare le lingue in competizione fra di loro, perché dentro del chiave del frutto non esiste nessuna competizione e il chiave del frutto è a von dell'arc per arrivare a fare dentro tante lingue, anche di dotis. Invece bisogna ragionare in un'altra maniera, bisogna cominciare a vedere tutte queste lingue come complementari e come reciprocamente funzionali, perché ormai gli studi dimostrano che più lingue si impara quanto si è frutto e più il nostro cervello acquista una plasticità che permette dopo di lavorare meglio con quel patrimonio linguistico che ha. Domani